Questa, come ben sapete, è iReporter per te. È tornato a trovarci un amico, quindi Nereo Marcon, segretario regionale CISL Scuola Veneto. Grazie per essere qui perché è stata una mattinata movimentata. Purtroppo sono stati vari boicottaggi per quanto concerne che cosa? Ecco qui la prima tematica, le prove invalsi, questi test tanto discussi, tanto amati o odiati. Adesso ci addentreremo nella tematica insieme a te che sei qua. Successivamente mi porto già avanti per ricordare che toccheremo un'altra tematica con un altro ospite, sempre partendo da fatti di cronaca. Si parlerà di cani, quindi razze pericolose. Ci siamo chiesti, sono effettivamente provocatoriamente, abbiamo messo questo titolo, amici o c'è un pericolo comunque nella convivenza tra uomo e questi animali? Lo scopriremo insieme a un addestratore di Rottweiler, pensate un po', quindi una razza, ecco, hai già fatto subito una reazione visiva. Però invece seguiteci perché vi stupiremo con delle immagini pazzesche, non voglio svelare troppo. Bene, allora torniamo a Marcon, grazie segretario di essere qua e grazie, quindi addentriamoci in questa tematica. Partiamo da spiegare che cosa sono per chi non ha un figlio, insomma, o per chi insomma non frequenta il mondo della scuola, cosa sono queste prove invalsi. E successivamente ascolteremo anche varie testimonianze, pro e contro della tematica. Di fatto il sistema scolastico italiano da tempo aveva bisogno di adeguarsi soprattutto al sistema scolastico europeo, cercando di trovare dei momenti nell'arco della carriera scolastica degli alunni, dei momenti in cui venivano verificate le situazioni, le preparazioni, soprattutto la parte cognitiva degli alunni. Ci sono altre prove che sono più a livello europeo / mondiale, le OCSE PISA e così via, che forse da un certo punto di vista sono più scientifiche. Invalsi a questo tipo di problema di limite che forse in alcuni casi, in alcuni momenti, soprattutto sulle modalità e alcuni insegnanti dicono anche sulla tecnica delle prove, ha dei limiti. Però buona parte di questi test comunque sono a risposta secca, sì. Insomma c'è la crocetta famosa, esatto, per far capire anche a casa, altri invece c'è il riconoscimento, insomma magari se si parla di geometria, di una forma, piuttosto che, insomma, sappiate che sono dei test, alla fin fine, come sta spiegando Marcon, per valutare la preparazione dello studente, esatto, ma nascondono però, secondo il mio modesto parere, delle piccole, insomma, degli escamotage anche per valutare forse l'insegnante e anche l'istituto. Questo è un po' ciò che gira intorno a questo sciopero e soprattutto anche intorno alle prove invalsi in sé. Beh, in realtà non è così, perché le prove sono poi anonime, sono tabulate a livello anonimo e solo in alcuni casi c'è la possibilità di verificare la prova da parte dell'istituto stesso, per carità, ma non rispetto agli insegnanti. Fra l'altro gli insegnanti che le somministrano non sono neppure gli insegnanti della classe, sono insegnanti diversi. Sì, se c'è questo scambio, esatto, però alla fin fine l'istituto è quello, non è che ci giri intorno e si crea una graduatoria anche nazionale. No, neanche questo viene fatto per adesso, però comunque il punto non è questo. Proviamo un attimo a estraniarci da questo timore. Esatto. È giusto o non è giusto che un sistema come quello scolastico venga verificato? E su questo la risposta non può che essere sì, ma non solo perché qualsiasi strumento di servizio che viene dato ai cittadini hanno il diritto di sapere che quel servizio ha un livello di qualità e quant'altro, ma perché all'interno della scuola stessa io ritengo che sia venuto il momento di capire se siamo veramente, come dicono alcuni, ritengo quelli che oggi in parte hanno scioperato rispetto alle prove, se sia giusto continuare a dire che siamo tutti uguali, tutti bravi uguali, tutti preparati uguali come insegnanti. Io ritengo che non sia così, ritengo che per motivi i più disparati siamo diversificati rispetto alla nostra professionalità e su questo forse è il momento di cominciare a ragionare. Non è questo il caso dell'invalsi.
non valuta gli insegnanti, non valuta il lavoro d'aula, non valuta nulla di tutto questo. Eppure so di molti insegnanti che si sentono giudicati da queste prove e le temono a momenti più dello studente stesso o alcuni dirigenti e poi li sentiremo. Ecco, iniziamo proprio con le varie telefonate, mi suggerisce il nostro Giuseppe questa sera in regia. Bentornato Giuseppe. E quindi capiamo anche i perché e per come e i pro e contro. Io ascolto logicamente ciò che sta dicendo Marcon. Sto tergiversando per dare alla regia il tempo di chiamare, insomma, di passarmi la telefonata. Il punto è... Diteci anche la vostra, siete liberi, lo sapete, di intervenire. 049 80 777 57. Prego Marcon, perdoni. Io andrei più in là, cioè sarei oltre il Prove Invalsi, nel senso che da parte degli insegnanti italiani dobbiamo cominciare a ragionare, io sono un insegnante, se è venuto il momento veramente di accettare, di farci verificare, di verificare quello che siamo e cosa stiamo facendo. Chi obietta su questo porta mille scuse, ma abbiamo già passato tanti step di verifica e valutazione, siamo valutati tutti i giorni dalla società, dall'opinione pubblica e quant'altro. In verità è vero che uno quando entra in ruolo, dopo aver superato l'anno di prova, per i suoi 40 anni non ha nessun tipo di momento di verifica. Il punto qual è? Accettare che ci venga imposta dall'alto una verifica tout court, come avviene in alcuni paesi europei, o mettersi in gioco come organizzazioni sindacali, come patrimonio professionale che abbiamo e dire bene, noi accettiamo la verifica e la valutazione, ma questo deve essere fatto come avviene in altri paesi a fronte di un riconoscimento economico. Allora, siamo riusciti a collegarci con Giovanna Ferrari, che è un dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Galliera Veneta, giusto, dico bene? Allora, ascoltiamo quindi la signora Giovanna Ferrari. Buonasera, grazie per la sua testimonianza. Volevo sentire insieme a Nereo Marcon cosa ne pensa di queste famose prove Invalsi. Se, visto che lei è un dirigente scolastico, sente un po' la pressione, sente un pochino di essere giudicato nel proprio compito quindi di dirigente e quindi di istituto. A lei la parola. Buonasera. 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 Sulle prove Invalsi la mia posizione come dirigente scolastico è che queste prove sono un'opportunità innanzitutto. Perché? Perché sono un'opportunità. Perché sono un'opportunità, si è vissute come una risorsa per diciamo, la valutazione dell'offerta formativa, come valutazione esterna sono una risorsa. È chiaro che non devono essere confuse con una valutazione che è la valutazione dell'alunno, che è la valutazione formativa, che è una valutazione che ha tutti altri connotati da un quiz, ovviamente. Da dirigente le chiedo, è possibile, non per sbugiardare logicamente ciò che dice Nereo Marcon, voglio sentire tutte le varie opinioni, è possibile identificare, quindi come stava dicendo lei, la preparazione del singolo studente e così a ruota tutto il sistema scolastico? Le prove Invalsi non sono nate per valutare l'alunno, sono nate per valutare il sistema scolastico degli apprendimenti. Quindi, e sono ormai un'attività ordinaria, insomma, certamente presentano una complessità, perché presentano una complessità dal momento che spesso coincidono con una valutazione degli alunni. Ma non deve essere così. Perché comunque diciamo le cose, il nome sulla scheda, sulle schede c'è, giusto? Il nome dell'alunno c'è, quindi si può, non sono anonimi. No, la fermo subito. No, il nome dell'alunno non c'è, c'è un codice che solo attraverso il sistema FIDI, cioè delle segreterie, ma assolutamente non sono nominative. Lei mi stava dicendo che tramite un codice... Tramite un codice, mi perdoni perché facciamo veramente fatica a sentire. Allora, non sentite bene? No, tramite un codice, a casa la sentono, siamo noi che abbiamo difficoltà. Il fascicolo dell'Invalsi arriva via posta, in scatoloni, ed è un fascicolo sigillato per il quale bisogna fare anche un verbale, eccetera, e quindi è in bianco, non c'è nessun nome. Su quello Le segreterie con...
applicano delle etichette che sono fornite dall'Invalsi con un codice identificativo, ma non è un codice identificativo dell'alunno, è per poter poi fare la statistica. Questo Poi, codice chiaramente, identificativo, mi perdoni, non è sì. quindi collegabile assolutamente al nome e cognome dell'alunno? No. No, ok. No, Io tant'è però successivamente viene inserito il nome o no? Perché io l'ho no, visto questo nome su delle assolutamente prove. Io l'ho Ma visto. no, allora, le dico, per facilitare il processo di distribuzione di questi fascicoli, Sì. a volte si mette il nome in matita, perché succede che abbiamo alunni che non Sì. svolgono la prova Invalsi, perché sono alunni o certificati legge 104 Sì, o sì. certificati legge 170, quindi hanno altre misure, Certo. eccetera, e quindi per non, diciamo, dare quella prova, cioè che comunque il codice corrisponde a quell'alunno, bisogna saltare quel codice, ha capito? Perché Sì. comunque a livello di sistema SIDI c'è una corrispondenza tra il nome dell'alunno e il codice, È quello che sto... perché quando noi tabuliamo le prove dobbiamo non scrivere, non tabulare le prove degli alunni che hanno svolto una prova diversa. E quindi qui si crea l'inghippo delle etichette, cioè dei fascicoli numerati progressivamente con questo codice, che magari non capiti all'alunno che in realtà non deve fare la Certo, ho prova, capito, perché fa una prova io questo individualizzata. tecnicismo l'ho capito, però alla fin fine... Però di fatto all'Invalsi, perché questo Sì. è importante, non c'è assolutamente la corrispondenza tra alunno e codice. Sì, C'è all'Invalsi, all'interno della in scuola. origine, ok, e poi appunto nell'ambito della struttura scolastica questo sì avviene. Va bene, saltiamo questo passaggio, quindi lei Sì. è a favore, giusto? Guardi, è difficile trovare un dirigente scolastico che non sia a favore, non si tratta di mettersi a favore o contro, Mhm. e dico, è un'opportunità, Sì. è un'opportunità di valutare comunque, di una valutazione esterna. Certamente posso anche dire che come non dirigente scolastico, psicologa che si occupa di pedagogia, sono contrario a una valutazione per quiz, ma io non la ritengo una valutazione dell'alunno alla prova Ho Invalsi, capito, la quindi ritengo c'è anche questa che è una valutazione differenza. di sistema. Senta, Cioè, però... la valutazione formativa... Mi Mi perdoni dica. se la interrompo. Ferrari, ma qualcuno mi ha detto che a seconda insomma, dei vari risultati si crea anche una specie di classificazione, perché i risultati ci sono, quindi si può capire qual è il migliore istituto piuttosto che quello peggiore, sto parlando nazionalmente giusto, quindi in Italia, e quindi quando poi uno va a richiedere magari dei fondi, delle sovvenzioni per progetti, cose del genere, visto l'impegno, visto il risultato, a volte possono anche venire a mancare. Questo sono studenti che lo sostengono, questo sono chi stamattina ha scioperato, che ha un pochino questa idea. Lei la vuole sostenere o la fuga? Se fosse così, come può darsi che sia così, cioè i risultati Invalsi sono comunque anche un sistema per fare un graduatorio di scuole, io voglio considerarlo una manipolazione, nel senso che non è questo il fine, assolutamente. Però io credo che la vera criticità delle prove Invalsi qual è? sia rintracciabile sulle prove che costituiscono appunto valutazione dell'alunno, e questo è l'esame conclusivo del primo ciclo, ad esempio. L'esame conclusivo del primo ciclo, la prova Invalsi, va a costituire, entra nella media aritmetica del voto finale. Questo può essere una complessità, è una cosa sul quale mi interrogo, perché comunque l'esame conclusivo di un ciclo di scuola dell'obbligo, che ha sempre valutato in maniera formativa l'alunno, si trova ad avere una prova standardizzata che valuta indipendentemente dal percorso di quell'alunno, perché è una prova nazionale che arriva appunto, come abbiamo detto, e che entra però nella media e quindi incide. E
potrebbe rappresentare non è fatto sui contenuti trattati come tutte le altre prove, che sono già 4, e fra queste 4 c'è anche italiano, c'è matematica, oggetto di prove invalsi. Quindi qui io sulla prova, cioè che faccia parte di un esame conclusivo, di un ciclo di scuola dell'obbligo fra l'altro, sono un po' perplessa. Sono molto perplessa perché... La ringrazio, dirigente, la ringrazio. La devo congedare. Niente. Grazie, quindi alla signora Giovanna Ferrari. Buon proseguimento. Grazie. Mi toccava poi un punto che logicamente, come ogni tanto rimarco, Nereo, anche Nobel, quando strutturò l'idea della dinamite, la realizzò, non aveva di certo poi ciò che è diventato il fine ultimo. Quindi la domanda che ho fatto si basa appunto su altre perplessità di altri livelli, logicamente nell'ambito scolastico, perché si sa, magari tu fai le cose con un tipo di intenzione, però hai magari degli strumenti che poi possono portare anche a ritorsioni, diciamo, come quello che dicevo. Cosa ne pensi? No, assolutamente. Io non ho mai sentito negli anni in cui è stato fatto che ci siano stati finanziamenti o fatti in base a graduatorie rispetto ai vari istituti. Questo proprio io non lo escludi proprio in via assoluta, anche perché non vengono resi pubblici. Cioè, voglio dire, qui siamo di fronte a un po' di ipocrisia, perché anche il fatto di dire ma nella scuola comunque i risultati dell'alunno... Ma se non sono pubblici, come si fa allora? Aiutami. Perché come si fa a capire quello è l'istituto migliore, quella è la scuola... come si fa? Ogni volta sui giornali escono queste cose, la migliore alunna... non dalle prove invalsi, Da che cosa sto chiedendo si capisce? Da cosa si evince? Tutt'altre cose, tutte altre questioni, i centini dell'esame di Stato, piuttosto che alcune gare di matematica o di lingua straniera che vengono fatte in giro per l'Europa. Non è questo comunque il punto. L'Invalsi non è che non ha solo questo fine, ma non lo può neppure perseguire attraverso quello che avviene. La valutazione, poi il discorso che faceva la dirigente dell'alunno, a parte il fatto che anch'io sono contrarissimo a questa questione dei test, che è una moda che spero sparisca il più presto possibile. E dopo diamo la parola a Sabrina Stefani, maestra di scuola primaria del Leopardi di Padova. Un secondo e attenda un attimo in linea, prego. Non è valutabile un alunno, soprattutto nella scuola primaria, solo da questo. Perché la scuola primaria dà molto spazio alla creatività, dà molto spazio alla soggettività dell'alunno, perciò fare verifiche attraverso dei test, come dicevo prima, scientificamente è sbagliato. Il fatto poi che io mantenga nell'istituto un elemento di valutazione dell'alunno, ma questo si fa tutti i giorni, i registri dell'insegnante riportano tutti i giorni valutazioni delle verifiche, delle e quello, ricordiamo, per alcuni genitori che forse non l'hanno capito, è un documento dello Stato che non si può toccare, cambiare, fare, perché io ne so dei cotti e dei crudi su questo mondo della scuola. So che c'è gente che si permette di, ad esempio, stracciare note, quindi le comunicazioni degli insegnanti, oppure prendere in mano registri e cambiare voti, che queste sono cose da denuncia. Sì. Ricordiamolo a certi genitori. Ecco, poi la ragione del dubbio che aveva la dirigente, su questo c'era tutto, l'utilizzo di Invalsi, la prova Invalsi sull'esame di terza media. Questo non so chi se l'abbia inventato, è una cosa assurda, astrusa, che non dovrebbe c'entrare, non dovrebbe entrare nulla. Fra l'altro, figuratevi, noi siamo a favore del superamento anche dell'esame di terza media, in quanto la terza media, non essendo più parte finale dell'obbligo, ma essendo il secondo anno delle superiori, casomai l'esame di Stato dovrebbe andare collocato lì. Ma come è stato eliminato l'esame di quinta elementare, non essendo più obbligo da decine di anni, forse anche il superamento dell'esame di terza media dovremmo ragionarci, ma comunque l'Invalsi non dovrebbe essere collocato durante gli esami di terza media. Marcon, questo sì. Sentiamo quindi Sabrina Stefani. Buonasera, grazie di essere a disposizione di iReporter per te. Dicevo, maestra di scuola primaria, ciò che insomma era l'elementare un tempo, giusto? Esattamente, sì. Allora, vorrei sentire la sua opinione su queste prove Invalsi, se mai si è sentita giudicata, se è pro, contro, a lei.
Ma la mia opinione, io penso che per come sono nate, per il pensiero che c'è dietro il programma Invalsi potrebbe essere anche giusto, no? Perché teoricamente vanno a valutare un po' il nostro stile di insegnamento, cioè come noi andiamo a insegnare, e teoricamente, dico sempre teoricamente, in base ai risultati noi dovremmo ritarare il nostro modo di insegnare, cosa insegniamo. In realtà non è così, perché poi la ricaduta che noi abbiamo è l'anno successivo, abbiamo i risultati di come sono andate le nostre classi, ma non è che ci dicono, non è che ci fanno una formazione, ci dicono ci sono più cadute verso questi aspetti piuttosto che altre, vedete il vostro modo di insegnare. Io ormai insomma da più di un bel po' di anni non ho mai avuto questo tipo di formazione. Tra l'altro adesso si parla di noi, soprattutto noi della scuola primaria, non dobbiamo essere legati alla disciplina, alla conoscenza disciplinare, ma alla competenza, quindi non dovremmo avere problemi di programma da portare avanti. Così in realtà ci arriva a maggio questa prova Invalsi che ti richiede una certa competenza disciplinare, tutta una serie di argomenti che se tu non fai metti anche in difficoltà i nostri bambini, quindi ti trovi a dover modificare un po' il tuo modo di procedere, di insegnare e di accelerare per arrivare a questa prova. Insomma, la trovo sinceramente fatta così abbastanza inutile. Quindi se fosse per lei le abolirebbe? Sì, sinceramente sì, cioè se fossero fatte e ci fosse una reale ricaduta sul modo di insegnare, ma per una crescita e non certo per una valutazione, perché poi bisogna vedere mille aspetti, no? Dove insegni, il contesto, chi sono gli alunni, eccetera, eccetera, ma questo non avviene, è semplicemente una prova che c'è ogni anno senza, ripeto, nessun ritorno di questo tipo. Dico una stupidata, crea anche un pochino di, diciamo, di ghettizzazione, utilizzo qualcosa di un termine molto forte, anche all'interno magari della semplice classe, quando ci sono dei bambini, io li chiamo speciali, insomma, che vengono Certo. certificati, quindi Sì. crea un pochino anche lì l'alunno di serie A, l'alunno di serie B, cosa ne pensa? Sì, lo potrebbe creare effettivamente, poi sta un po' agli insegnanti e La bravura dell'insegnante, come... la delicatezza, Sì, esatto, dell'insegnante. nel senso, io quest'anno sono in quinta, ho somministrato prove Invalsi, abbiamo all'interno della mia classe in particolare 3 alunni certificati, quindi potevamo non considerare. In realtà noi gli abbiamo fatto fare la prova come tutti gli altri, non gli abbiamo detto che era una prova che non verrà valutata, cioè abbiamo cercato di fargli vivere il momento uguale al momento degli altri. Esatto, in modo da non creare ancora più disagio e stress. Esatto, sì, questo sì. Ma l'abbiamo potuto fare comunque anche perché diciamo, la prova noi l'abbiamo somministrata, tra di noi non abbiamo avuto somministratori esterni, quindi la cosa, c'era un po' più di libertà. Sabrina Stefani, come lo leggo? Stefani, il cognome? sì. Stefani, perfetto, perché l'ho storpiato 18 volte, mi perdoni. Quindi la ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito. Grazie e buona serata. Arrivederci, grazie. Allora io lancio la pubblicità, torniamo a breve e continuiamo a dibattere. Se volete dire la vostra, magari c'è anche qualche genitore, insomma, che quando sono fuori dalle scuole, però quelli lì, quello là, e poi c'è un'opportunità come quella di iReporter per te, diteci la vostra, nessuno vi morde. Pubblicità.